Eccoci qua, cari telespettatori, il nostro consueto momento di approfondimento, ma anche per affrontare dei temi scottanti, importanti, sempre con lo CGIL del Veneto. Giuseppe Di Girolamo, ben ritornato qui con noi della segreteria dello CGIL. Grazie e buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie anche a lei, buon anno naturalmente, perché poi anche un po' da prima non ci eravamo ancora visti, almeno in questa trasmissione. Allora, ci sono purtroppo delle cose poco piacevoli di cui è bene parlare e comunque affrontarle. Molti ci scrivono relativamente alle pensioni che a volte sono più basse, a volte più alte, non capiscono come mai ci sono conguagli, ci sono stati dei conguagli dovuti, insomma bisogna fare un po' di chiarezza, ma l'altro aspetto importante è l'adeguamento al costo della vita o non adeguamento o l'irrisorio adeguamento delle pensioni. Qual è la questione? Allora, ecco, intanto diciamo una cosa, la perequazione che per gli addetti ai lavori non è altro che l'adeguamento delle pensioni al costo della vita. Quindi diciamo ogni anno c'è questo adeguamento che come dire, negli ultimi anni purtroppo fra blocchi, manomissioni del meccanismo e anche rivalutazione dell'incremento della tassazione locale, le famose addizionali comunali, regionali, portano, come dire, al fatto che le pensioni hanno perso molto del loro potere d'acquisto reale. Questo purtroppo è la dura realtà. Quindi anche quest'anno l'adeguamento al costo della vita purtroppo, dobbiamo essere sinceri, noi lo denunciamo da tempo, non corrisponde all'inflazione che realmente poi ogni pensionato o pensionata ha nel corso dell'anno, insomma, ecco. Assolutamente. Che cosa è successo l'anno scorso? Allora, l'anno scorso il governo aveva programmato un'inflazione attorno al 0,4%. E quindi a gennaio i pensionati si sono trovati questo aumento. Poi a fine anno è stata definita l'inflazione al 0,5%, per cui si sono ritrovati con gennaio di quest'anno con il conguaglio di quello 0,1% che appunto non era stato registrato. Quindi i pensionati col mese di gennaio si sono ritrovati, chiamiamolo aumento è una parola grossa, ecco, però si sono ritrovati questo €1,50 in più mediamente al mese con gli arretrati delle 12 mensilità dell'anno precedente, cioè che non hanno ricevuto nel 2020. Questo in sostanza è un po' quello che è successo. Ha creato delle aspettative qui. Cioè... Sì, direi delle aspettative, non creiamoci troppe aspettative, perché appunto se facciamo vedere la slide esatto, quella dove c'è una griglia, abbiamo preparato una slide. Sì, adesso dalla regia la mettono in onda, adesso lo facciamo vedere. Sì, eccola qua. Eccola qua. Come possiamo vedere da questa slide, gli aumenti sono veramente irrisori, insomma, no? Cioè noi abbiamo avuto questo adeguamento dello zero, se guardiamo ad esempio, come dire, una pensione di €1.500 lordi. Ecco, ha avuto un adeguamento di €1,54 e un arretrato di €20,01. Allora, noi sappiamo che come dire, questo scostamento su una pensione di €1.500 lordi di €1,50 mensili non è certo il recupero dell'inflazione che c'è stata nel 2020, né tantomeno quei €20 che vengono dati di conguaglio, come dire, sanano una situazione che i pensionati hanno vissuto durante il corso dell'anno. Ecco. Quindi noi prendiamo atto di questa situazione sapendo che è inaccettabile che si continuino ad erodere
si continui ad erodere il potere d'acquisto delle pensioni in sostanza. Ecco, c'era stato un ricorso, molti ci avevano anche scritto in passato perché c'era stato un famoso ricorso, avevate raccolto anche delle adesioni, eccetera. Che fine ha fatto? Aggiorniamo su questa situazione. Quello a suo tempo, quando ci fu nel 2013, che ci fu il blocco 2012-2013, che ci fu il blocco dell'automatismo dopo le 3 volte il trattamento minimo, quindi noi lì ci fu il bonus Poletti che in parte restituì come dire, quello che fu tolto, e poi abbiamo ottenuto un altro piccolo aumento nel 2018 grazie a tutti questi interventi che noi abbiamo fatto negli anni. Purtroppo qual è il problema? Il problema è che in tutti questi anni, nell'arco di tutti questi anni, tutte queste modifiche che sono state portate al meccanismo di rivalutazione porta oggi ad un paniere che non riconosce, che non si adegua, diciamo, all'inflazione così come dovrebbe essere. Cosa bisognerebbe fare? Quindi che tipo di intervento è necessario fare? Magari facciamo anche vedere le slide successive che riassumono un po' la situazione, sì. Così le possiamo tenere lì e ce le leggiamo. Ecco, allora intanto se noi dovessimo come dire, calarla sulla realtà veneta, queste cifre che sono state date nel 2020, possiamo vedere insomma che la media delle pensioni nel Veneto sono di circa 1.400 euro mensili. Questa è la media delle pensioni, sapendo che è la media del pollo di Trilussa, nel senso che già bisogna fare una prima differenza, cioè tra uomini e donne. C'è questo problema di genere che già noi diciamo da tempo, che gli uomini hanno una media di 1.670 euro di pensione lorda, mentre le donne praticamente quasi la metà, cioè siamo circa 800 euro, poco più di 800 euro al mese. E quindi se noi calcoliamo queste pensioni possiamo vedere dalla tabella che gli aumenti sono veramente irrisori, insomma. Su 100.000 pensionati che percepiscono nel Veneto circa 1.000 euro di pensione lorda, lei capisce che noi avremmo veramente poco più di €1 sì. di aumento di pensione, che è veramente il nulla. Qual è la cattiva notizia, purtroppo? C'è già nella cattiva notizia. Esatto, che per il 2021 il governo ha programmato l'inflazione allo 0,0%. E quindi non c'è stato nemmeno quel piccolo aumento programmato che in genere c'è all'inizio dell'anno. Ecco, quindi dobbiamo aspettare alla fine dell'anno per capire l'Istat quale inflazione andrà a verificare, in base a quello poi vedremo. Ecco, questa è un po' la questione. Cosa possiamo fare? Esatto. Ecco, l'avevo detto anche in una puntata precedente, sono molte le cose che noi chiediamo, ma ce ne sono 3 in particolare. La prima, come evitare lo schiacciamento delle pensioni verso il basso. Quindi questo noi possiamo farlo attraverso l'adeguamento del paniere, e quindi rivedere tutte quelle fasce che vanno da 4 volte in su del trattamento minimo, che è appunto come dire, il punto di misura con cui si misurano le pensioni, diciamo così, e fare in modo che vengano rivalutate al 100% anche quelle pensioni. Il secondo aspetto è quello della 14ª, cioè noi abbiamo chiesto nella nostra piattaforma una estensione della 14ª, perché come abbiamo spiegato altre volte, la 14ª premia le pensioni da lavoro, da contributi versati durante l'arco della vita lavorativa.
Quindi noi chiediamo che ci sia un'estensione della 14ª mensilità. L'altra questione è la riduzione del fisco, della pressione fiscale. Sì. Vorrei ricordare che sulle 232 miliardi delle pensioni, di pagamento delle pensioni, ebbene, ben 50 miliardi i pensionati le restituiscono allo Stato sotto forma di tasse, scusate. Quindi c'è una tassazione molto alta per i pensionati. Ecco, quindi noi chiediamo appunto che ci sia un abbassamento della pressione fiscale, soprattutto attraverso il cuneo fiscale ed altre operazioni di detrazioni, in modo che anche i pensionati abbiano quel sollievo dal punto di vista delle tasse. L'insieme di questo meccanismo dovrebbe, come dire, aiutare a mantenere il potere d'acquisto delle pensioni. E avete già interloquito con il governo relativamente a questo di recente? Oppure, perché quasi tutti chiedono di agire sulle tasse, tante categorie produttive, vista la situazione che non vivono proprio. Allora, noi siamo consapevoli, come dire, della difficoltà che il Paese sta attraversando in questo momento. Siamo perfettamente consapevoli, non c'è nessuna, come dire, contrapposizione con il mondo del lavoro, sia esso dipendente privato, pubblico, autonomo, assolutamente non è nelle nostre intenzioni. Però, detto questo, noi, come dire, non possiamo rassegnarci a vedere impoverite le pensioni dei nostri assistiti, insomma, assolutamente no. Quindi con il governo stiamo ragionando, anche se in termini un po' più lunghi evidentemente, soprattutto sulla questione in questo momento della 14ª, che è quella che darebbe un segnale sicuramente più tangibile, insomma, in questo momento. Diversamente invece il problema con l'INPS. Con l'INPS c'è una sorta di interruzione del dialogo, tanto è vero che questo mese i pensionati, alcuni non se ne sono accorti, ma molti se ne sono accorti. L'INPS cosa ha fatto? Ha calcolato l'IRPEF in modo diverso sulle mensilità dei pensionati. Cioè, alla fine, mentre prima spalmava l'aliquota dell'IRPEF su 13 mensilità, adesso l'ha spalmata su 12 mensilità. Per cui il pensionato alla fine dell'anno paga comunque le stesse tasse. Cosa succede però? Che avendole spalmata su 12 mensilità, pagherà un po' più di tasse durante il mese sulle 12 mensilità, quindi paga 15-20 euro in più di tasse al mese. Quindi Ora questa cosa, ripeto, non cambia nel risultato finale, però intanto non ce ne ha parlato, cioè l'ha fatto punto e basta, non ha aperto una discussione col sindacato, prima roba. Secondo, se noi pensiamo che stiamo ragionando con tutti di cercare di rallentare la pressione fiscale il più avanti possibile, eccetera, eccetera, invece per i pensionati vale come dire, il discorso contrario, e cioè si fa pagare in modo anticipato le tasse rispetto ad altri soggetti. Ecco, questo non è proprio il massimo. Quindi forse la differenza che molti ci hanno segnalato, riscontrato sulla pensione totale, è relativa a questo discorso che non era stato loro si troveranno più soldi sulla 13ª a fine anno, cioè nel senso non è che si troveranno più soldi, avranno meno conguaglio, sulla 13ª, ma pagano più tasse da gennaio a dicembre. Pagheranno quei 15-20 euro a seconda adesso della propria situazione, perché come lei sa meglio di me, insomma, poi è soggettiva, insomma, l'aliquota che viene applicata, per cui si ritroverà dai 15-20 euro in più da gennaio a dicembre e avrà meno conguaglio sulla 13ª, ecco. Certo. Ma il risultato non cambia. Sì, no, infatti la somma totale non cambia. Però
è già qualcosa. Però le paga diciamo un po' di più nel corso dell'anno. Ma sulla 14ª questo governo non ha dato nessun tipo di programmazione, di fattibilità, o almeno per alcuni, per un range di pensioni, non dico su tutte perché quelle più alte non ha neanche senso parlarne sostanzialmente, ma certe pensioni al di sotto di una certa cifra non ha dato risposte. Allora, diciamo questa cosa, già l'altro anno noi avevamo alzato un po', avevamo esteso la quota e allargato la platea, mi scusi, e in più avevamo un po' alzato la quota a chi la riceveva già. Questo è stato 2 anni fa. Poi avevamo iniziato col governo proprio nei mesi scorsi, cioè a settembre e ottobre, avevamo iniziato a ragionare per un ulteriore allargamento della platea. Poi l'ondata della pandemia ha bloccato, la seconda ondata ha bloccato i tavoli e quindi adesso stiamo cercando di riprendere il confronto. Non ci è d'aiuto purtroppo la crisi di questi giorni e speriamo che appunto si trovi una soluzione per poter riaprire i tavoli che appunto sono stati interrotti dalla seconda ondata della crisi. Certo, assolutamente. Per quanto riguarda altre questioni in sospeso che secondo voi sono abbastanza rilevanti e importanti a livello nazionale, che cosa resta ancora sul tavolo? Beh, diciamo intanto che abbiamo portato a casa alcuni risultati importanti, ad esempio il part-time verticale che adesso verrà conteggiato per tutto l'anno, a differenza di come era una volta, cioè a parità, mentre prima a parità di contribuzione tra un part-time verticale e un part-time normale, come dire, veniva conteggiato le settimane il contributo in modo diverso. Adesso invece anche i lavoratori, soprattutto lavoratrici che utilizzano questa forma di part-time, potranno aver riconosciuto il periodo di contribuzione per tutto il periodo dell'anno, e questo è un fatto importantissimo che riguarda migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici. Credo che questo per noi sia stato, come dire, sì, un risultato importantissimo. C'è stato il proseguimento dell'opzione donna anche per quest'anno. Ah, quindi anche per quest'anno è stata prevista. Esatto, perché scadeva il 31/12 e quindi siamo, come era stata la nostra richiesta, e abbiamo ottenuto di prorogare per un altro anno l'opzione donna. Quindi, come dire, non è tutto nero, ecco, siamo riusciti, nonostante il periodo difficile, come ripeto, perché poi con la pandemia anche noi non riusciamo a mobilitarci come vorremmo, come sarebbe nella nostra volontà, però una serie di risultati li stiamo portando a casa con il confronto serrato, con una serie di robe, però ecco, la quota alcune 100, cose le stiamo portando a casa. Quota 100 che fine ha fatto? Come scusi? Quota 100 che fine ha fatto? Quota 100, quello si chiuderà come previsto dalla legge l'anno prossimo, per quest'anno è ancora in vigore. Quindi come era previsto ancora dalla legge, insomma. Sì. Non ho meglio giornale cambia, perché... per quota 100 non cambia nulla. Ecco, quindi resta invariante. Quindi restano i criteri come erano previsti dalla legge. Nient'altro di nessun'altra buona notizia o cattiva notizia? Sì, abbiamo ottenuto delle altre piccole, no, mica tanto piccole, l'ulteriore salvaguardia. Come lei sa, con la questione Fornero, con la legge Fornero, c'erano alcuni migliaia di lavoratori che erano restati in un limbo, cioè non avevano lavoro e non avevano sufficienti contributi per andare in pensione. Con le varie salvaguardie eravamo riusciti a metterli come dire, appunto salvaguardarli e mandarli in pensione. Questa faccenda si era poi bloccata e adesso invece abbiamo ottenuto l'ulteriore salvaguardia che dovrebbe chiudere il cerchio di lavoratori e lavoratrici che erano in quel limbo. Questa è una buona notizia. Importante, sì. È un fatto importante perché
Era un dramma per quelle assolutamente persone. Sì. No, va ricordata questa cosa perché insomma è importante per chi ne è coinvolto. Allora, segretario, io la ringrazio tantissimo, abbiamo fatto un po' un bilanciamento tra buone e cattive notizie. Sì, siamo andati oltre le cose, appunto, quindi, come dire, ecco, noi ci teniamo per chiudere, insomma, una considerazione di questo tipo, insomma, noi siamo consapevoli del momento difficile che c'è, però, ripeto, non possiamo rassegnarci a fare in modo che le pensioni perdano potere d'acquisto. Ecco, non lasciate soli quindi i pensionati. A mobilitarci in questo senso. A livello unitario o solo lo SPI? Ma no, sempre a livello unitario, l'unità fa la forza, è quello che ci muove in assoluto. Grazie segretario, buon lavoro. Grazie a lei e grazie a tutti voi. E ci vediamo alla prossima, grazie a voi telespettatori, lascio la pubblicità e poi noi continuiamo in trasmissione tra poco.